Il recupero della seconda giornata di ritorno tra Bartocini, Fortinfissi, Perugia e Savino del Bene Scandicci termina 3-1 in favore delle toscane. Dopo una gara a fasi alterne dove entrambe le formazioni hanno avuto la possibilità di mettere in mostra i propri lati positivi, ad avere la meglio il 6+1 guidato da coach Barbolini. L'avvio di primo set è in equilibrio, poi Scandicci allunga il passo trascinata da Popovic e il margine aumenta. Drevniok e compagni devono solo amministrare ed è proprio l'opposta tedesca a mettere a terra la palla del 16-25 che manda al cambio campo. Nel secondo set Perugia torna quella di domenica scorsa e mettendo pressione dai 9 metri brucia sull'avvio la Savino del Bene che non si arrende e riporta in parità il set a quota 15. Il finale è punto a punto, ma il colpo di reni finale lo dà Velkova con il muro del 25-23. Il terzo set comincia con Scandicci arrembante e sull'1-5 Mazzanti ferma il gioco. Il margine resta costante durante tutto il parziale, i colpi di Lubian e Kartner incrementano il gap con la centrale italiana che mette a referto il punto del 18-25 che regala il primo punto alle toscane. Gli altri due arrivano a termine di un quarto set partito in equilibrio fino alla metà. Poi l'allungo di Scandicci sul 14-18 consolida il margine che porta alla vittoria del set 21-25 e fa ritrovare la gioia della vittoria alla Savino del Bene. It was a really important match for us. We had some difficult days in the last weeks and it was really good that we won this and we had 3 points.